Veneto in fascia bianca nell'aria, c'è voglia di vacanza, ma quest'estate 2021, con l'emergenza pandemica che piano piano retrocede, la città di Vicenza non chiude. Noi non chiudiamo, anzi saremo aperti tutto l'anno. No, dopo tutte queste chiusure abbiamo voglia di lavorare il più possibile. Come attività rimaniamo aperti, anche perché bisogna ancora pagare i conti di fine anno, quindi credo che sia la cosa migliore rimanere aperti e prenderci dentro finché si può. Chiuderemo probabilmente una settimana a settembre, quando il lavoro cala. Vacanze rimandate a settembre, bisogna recuperare quanto perso con le chiusure, ci sono affitti e bollette da pagare, la parola vacanze sembra lontana. Noi abbiamo istituito il tavolo delle associazioni del centro storico che ci dà un ritorno in tempo reale di quelle che sono le decisioni del nostro tessuto commerciale, e la scelta è chiaramente quella di rimanere aperti. Aspettavano questo momento da tantissimo tempo, lo fanno non solo per se stessi, lo fanno anche per rendere quanto più accogliente possibile Vicenza. L'amministrazione dal canto suo ha lavorato per la ripartenza della città puntando su eventi e manifestazioni. Abbiamo offerto ai vicentini e ai turisti che sceglieranno la nostra città un calendario di eventi attrattivi e di qualità che è già partito di fatto e che coinvolgerà tutte le piazze del centro storico senza sosta ogni fine settimana fino alla fine di settembre. Situazione diversa per le attività produttive, dalla meccanica al settore moda, all'edilizia al turismo. Il mondo della produzione sta avendo dei risultati importanti in questi primi mesi, ma anche le prospettive sono molto buone. Le ferie sicuramente devono essere fatte perché è un diritto del lavoratore. Sicuramente sono state penalizzate le categorie del turismo, ma adesso si stanno prospettando momenti positivi anche per loro e sicuramente avranno un incremento forte di quello che è la richiesta di lavoro, e vediamo anche i primi movimenti su quanto riguarda gli stranieri che stanno avvicinando nei nostri territori.